Sebbene il più antico documento relativo a Ormelle e Roncadelle risalga al 1193, si ha notizia delle rispettive chiese solo nel XIV secolo, quando il titolo plebanale della chiesa matrice di San Maurizio di Stabiuzzo passò in consegna prima alla chiesa di Santa Fosca di Roncadelle e nel corso del XV secolo alla chiesa di San Bartolomeo di Ormelle. In memoria di questo privilegio, a Ormelle si conserva ancora il quattrocentesco battistero in stile romanico, con stemmi del vescovo Nicolò Franco e del pievano Domenico Gabrieli. L'attuale edificio fu ricostruito dopo la Grande Guerra su progetto di Giovan Battista Schieratti da Pieve di Soligo, nipote del beato Giuseppe Toniolo. Di notevole interesse è l'antica pala con la genealogia dei santi titolari, opera manierista di Alvise Donà, pittore appartenente alla dotta schiera di quei valenti uomini che dipinsero nel fondaco dei tedeschi a Venezia. Restaurata nel 1991, rappresenta una sacra conversazione tra la Madonna in trono e i santi Maurizio, Fosca, Giovanni Battista e Bartolomeo. L'altare maggiore con tabernacolo è ornato da 2 statue in marmo di Carrara, raffiguranti San Floriano e San Bartolomeo, opere attribuite a Giuseppe Bernardi, detto il Torretti, maestro del Canova. La pala della Madonna del Carmine, posta dietro l'altare maggiore, è stata realizzata nel 1926 da Gino Borsato e si richiama all'omonima chiesetta di Via Stradon. Anche la chiesa di Santa Fosca di Roncadelle fu interamente ricostruita dopo la Grande Guerra su progetto di Schieratti. Opera in stile neogotico, venne ampliata nel 1946 da Gilda D'Agaro, decorata da Giuseppe Gatto e infine completata con bellissime vetrate istoriate. Il presbiterio ospita il trittico neogotico di Carlo Donati, che ha dipinto su fondo dorato la Madonna del Rosario tra 2 angeli, San Maurizio e Santa Fosca. Ai lati vi sono gli altari minori dedicati a Sant'Antonio e alla Madonna del Rosario con relative statue, mentre nell'aula sono state introdotte 2 sculture lignee di recente devozione, San Giuseppe e Santa Rita. Della chiesa antica è stata salvata la pietra commemorativa che riporta inciso a caratteri gotici l'atto della prima consacrazione ad opera di un misterioso Bartolomeo, figlio di Piligrino da Stabiuzzo.